Amici Trevignole, ancora vi parliamo della nostra Repubblica. Sto qui il giubbotto, i proiettili, ultimamente che sta un po' dei problemi, allora meglio. Comunque, ancora vi dicevo, parliamo della nostra Repubblica per secondo Vignole e soprattutto di come noi stiamo cercando di venire fuori dalla crisi. Devo anche leggere ogni tanto perché il presidente Livo Vertamini Adamin mi ha detto Vara non sta a dire una parola un po' e una men che dopo nei gazzeri, allora mi ha fatto gli appunti, grazie Ivo. Perché volevo dirvi, lei dirà che noi avendo che le molche come Monea non abbiamo problemi. Non è all'estero, Arco, Riva, Trento, Roveredo, insomma, Romassol, ecco. Però noi, nella nostra Repubblica, intanto non facciamo pagare l'IVA. Aspetta che adesso, e neanche l'IRPEF, disrivo, e neanche l'IRAP. E tutte le altre tasse che all'estero li deve pagare, anche se, come vedete, dai, ne guadagna anche i soldi per pagare misteri fatti 3-4 anni fa e di tirarli fuori anche. Vuoi dire, ma a Vignole allora come fai? Come dice sempre Livo da me, le dalle migole, le molche, che si fa il pan, le molche. E allora vieni subito al donca, anche perché fra l'altro noi le pesche non abbiamo a che fare con quelli dei cavalli, no? Per le tasse si chiama l'Equitalia. Noi non troviamo soldi, assegni, banconati, carte plastificate. La va a finire così. Finì il lavoro, basta una stretta di mano. Così. E poi è il giuramento. Che è questo, e intanto grazie. Cioè non è un giuramento sulla Bibbia, ma basta, stretta di mano, e intanto grazie. Che vuol dire? Leggo, per adesso grazie di quel che ti hai fatto tu bene. Te verrai che mi saprò sdebitare. Vi domanderei, e com'è la che si sdebiterà sto chi dopo che la dita in tan grazie? E chi entra in val è il tessuto sociale, quel che chiama tessuto sociale, che fra l'altro non si sa mai possono del canef, del cotton, della plastica, comunque il tessuto sociale. Pratica, se mi metto piastrelle e invece se rotte la macchina, ovviamente vado dal carrozziere, vado dal catoi, vado dal meccanico, insomma, lui mi metterà a posto tutto, la macchina, e mi dirà, e intanto, grazie, o meglio, mica dico, e intanto, grazie, dopo la volta vedrei come, perché venirà il dì che il meccanico e che avrà bisogno di rifare il terrazzino perché perde acqua. Allora lei da me che metto su piastrelle e mi che fa il lavoro e gli dico ti ricordi che quando ammesti a aggiustarmi la macchina 2 ore, io ho messo mezza giornata, che è una differenza. Allora, tan grazie, e dirà lui per le 2 ore, la differenza la fa in fora con un altro intan grazie più avanti se che hai bisogno. Ecco. Non è la banca del tempo, lei è una roba diversa, lei è una roba diversa perché non è che si mette tutto lì a segnare, cioè lei stretta di mano e intan grazie, fidarsi della gente. E dopo come ho detto, non è IVA, non è IRPEF, non è, cioè, gira lavoro, gira come diciamo, solidarietà, ecco. Direi, ma sta Repubblica di Vignole, come fa allora
a tirare sui soldi per pagare i dipendenti, fare le strade, i servizi. Anche su questo noi abbiamo le idee molto chiare. Parlamente di strade, a ognuno chiaramente che è sotto che da fare. Quelli è mezzo che pensano noi, perché non è né mio né tuo né suo, è quelli che pensano noi. Ma ognuno, come quando vedi la neve che deve spararsi davanti, e sotto che di strada se lo fa lui. Che dopo che dica tan grazie a quel che l'ha fatto, a fare i suoi, però deve pensare che lui. E con quei soldi paghiamo noi gli operai dipendenti della Repubblica. Quando ha finito il suo lavoro, che diceva tan grazie, e venirà chiaramente in comune, dopo devo andare a sistemare i fioi, altri misteri, favori, e lì ne impari, come prima col carrozziere, se che è differenza, dopo l'entan grazie l'entra in un altro gruppo di robe, e se la fa fuori comunque. Intanto grazie. Poi leso sempre qui, che i costi dei dipendenti, si sa che deve portarsi da casa il maiale nella gamella, il suo bel grembialotto, net, stilare, e a finire la giornata che disegna appunto tan grazie e la fan fuori magari il forfè, fan fuori al Marosi da qualche banda, con le spose, con i fiori, insomma sempre con le differenze. Spero di essere stato su come noi affrontiamo la crisi, e se avete dei dubbi basta che ci arrivi da me che vi spiega tutto il resto. Alla prossima.